Giocata ieri Verona-Cesena 1-1, oggi Empoli-Grosseto 3-2, Lanciano-Bari 0-3, Livorno-Varese 2-0, Modena-Ascoli 1-1, Padova-Cittadella 3-1, Provercelli-Crotone 0-2, Regina-Ternana 1-1, Spezia-Juve Stabia 2-3, Vicenza-Novara 2-1. Il posticipo domani alle 12:30 Brescia-Sassuolo. In classifica resta primo comunque il Sassuolo con 34 punti, a 32 Verona e Livorno, a 24 la Juve Stabia, 22 punti per Modena e Padova, a 21 Brescia e Cittadella, a 20 il Varese, 19 punti per lo Spezia, a 18 l'Empoli, a 17 Crotone e Ternana, a 16 Vicenza ed Ascoli, 15 punti per il Bari, a 14 Regina e Cesena, 12 punti per il Lanciano, 11 per la Provercelli, a 10 il Novara, chiude il Grosseto a quota 7. Minuto con Faragò che riceve da Gonzales e batte Pinzoglio con la deviazione decisiva di Giandonato. La reazione del Vicenza produce questo destro dalla lunetta di Giacomelli messo in calcio d'angolo da Bardi. Con il montaggio di Alessandra Prea passiamo al secondo tempo, la torre di Plasmati per lo smash vincente da parte di Castiglia che al 17° minuto ristabilisce la parità. Primo gol in Serie B per Castiglia, poi la punizione di Pinardi, lo stacco imperioso da parte di Gentili che raddoppia al 24° minuto. Al 34° Del Prete trattiene Padalino, secondo giallo e conseguente rosso per lui, poi Plasmati parte in posizione regolare, prova a dribblare Bardi che è bravissimo a fermare il pallone con la mano sinistra e all'ultimo istante, quando erano già scaduti 3 minuti di recupero concessi da Candussio, Piovaccari appena entrato all'occasione clamorosa per il pareggio. Finisce così, il Vicenza torna a vincere dopo 7 giornate, si allontana dalla zona calda, quarta sconfitta consecutiva per il Novara, sempre più in crisi. Migliore in campo Castiglia che ha il merito di guidare la rimonta biancorossa. Ribadiamo il risultato finale al Menti, Vicenza batte Novara 2-1 e la linea può tornare ad Alberto Rimedio. Arriva la terza sconfitta di fila per il tandem Perrone-Gattuso e il Novara continua a scivolare verso la retrocessione. Il Vicenza, con una buona prova di coraggio, è riuscito invece a ribaltare il risultato e ritrovare la via del successo. Tridente per i padroni di casa con Giacomelli, Plasmati e Malongà, 3-5-2 per il Novara che si fa subito vedere in avanti con una conclusione di poco al lato di Gonzales che affianca Mehmeti in attacco. Al 22° il Novara passa meritatamente in vantaggio con Pancrazio Faragò. Subentrato all'infortunato Parravicini, il mediano classe 1993 riceve un bel suggerimento da Gonzales e in aria fredda Pinzoglio per la sua prima marcatura in stagione. Piemontesi che indirizzano subito la gara a proprio favore dopo un inizio caparbio. Il primo vero squillo dei biancorossi arriva solo dopo 41 minuti di gioco. Giacomelli col destro impegna seriamente Bardi che devia la palla in calcio d'angolo. Finisce qui la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Vicenza entra in campo con altro piglio e subito si avvicina al pareggio con Castiglia che su un rinvio di Lisuzzo non inquadra la porta di sinistro. Il gol è rimandato solo di un minuto perché nell'azione successiva i padroni di casa raggiungono il pareggio con il primo gol in campionato di Luca Castiglia. Plasmati svetta di testa e serve il classe 89 che da 2 passi fredda Bardi dopo una lunga fase di pressione in area novarese. Gli azzurri accusano il colpo e dopo appena 7 minuti subiscono anche la rete del 2-0 con il primo centro stagionale del difensore Matteo Gentili che di testa manda la palla alle spalle di Bardi. Il Vicenza completa la sua rimonta in pochissimo tempo mettendo a nudo la fragilità psicologica del Novara, ma piove sul bagnato perché gli ospiti sono costretti a giocare gli ultimi 10 minuti con un uomo in meno a causa del doppio giallo a Del Prete. Finisce con la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare per il Novara che non vince ormai da un mese. Il Vicenza invece dopo 7 turni torna a sorridere.